stato eseguito dal coro di Ruda, canto dei cherubini, con l'Alleluia, già ci immette in questa liturgia, che è in comunione con la liturgia del cielo. Pertanto noi qui siamo alla presenza di Cristo Signore, il nostro Dio, la Vergine Santissima, tutti i nostri cari defunti e Gian Pietro Benedetti, che vogliamo ricordare nella nostra preghiera, perché il Signore nella sua bontà e misericordia lo accolga tra le sue braccia. Accolga il nostro fratello alle porte della vita che non conosce tramonto. E mi è caro terminare con le parole del poeta, drammaturgo, filosofo indiano Tagore. Ho ricevuto il mio invito alla festa di questo mondo. La mia vita è stata benedetta. I miei occhi hanno veduto, le mie orecchie hanno ascoltato. In questa festa dovevo soltanto suonare il mio strumento. Ho fatto come meglio potevo la parte che mi era stata assegnata. Ora chiedo, è venuto al fine il momento di entrare e guardare il tuo volto, di offrirti il mio silenzioso saluto? Sì, mi prendo una confidenza, caro coetaneo. Quando Dio vide che per te il sentiero era troppo sassoso e ripido, il passo troppo stanco, il respiro troppo affannoso, ti abbracciò e ti sussurrò dolcemente: torna a casa. Insieme ti auguriamo di tornare a casa, nella casa del Padre, e di vedere finalmente il suo volto ricco di misericordia. Positività, la leadership e altri vari talenti che aveva. Il fatto che così tanta gente, e che lo aveva incontrato anche poche volte, riconoscesse in lui queste caratteristiche che noi molto bene sappiamo possedeva, è una volta di più la dimostrazione della sua capacità di comunicare e di influenzare positivamente chiunque incontrasse. Capacità che pochissimi letti hanno non la fortuna ma il merito di avere. Una cosa che mi colpiva sempre era la tranquillità e la preparazione con la quale affrontava qualsiasi situazione. La sua saggezza e la sua esperienza erano talmente vaste che affrontava con tranquillità e sembrava mai essere stupito o colto di sorpresa, ma come detto, con tranquillità trovava sempre una soluzione. Eccoci qua. Avrei desiderato accadesse più in là possibile questo momento, ma questa è la vita, è un ciclo naturale. Credo fortemente che tutto ciò che si apprende nella vita familiare in famiglia si concretizza con consapevolezza e maturità nel tempo, e questo mi è di conforto. Le tue virtù e il tuo spirito continueranno a vivere in tutti i valori che ci hai trasmesso e nelle opere che ci hai lasciato, ma soprattutto nei nostri cuori. Grazie a quanti hanno sostenuto, sostengono e sosterranno la nostra sfida per fare e fare bene, con competenza, perseveranza, passione e, perché no, anche divertimento in tutti gli ambiti.